Ha attraversato gli anni terribili della guerra in Germania senza mai arrendersi alla paura e alla disperazione che le bombe seminavano in ogni dove, anche davanti la porta di casa sua. La vita è bella, ripeteva a se stessa, e lo ripete ancora nonna Edith, 100 anni portati col sorriso di chi ha affrontato le difficoltà, vedendo sempre il sole dietro le nuvole. Nata ad Hannover, la giovinezza di nonna Edith non è stata facile perché vivere la guerra da vicino vuol dire vivere sapendo che tutto all'improvviso può finire. Ho trovato una bomba non esplosa davanti alla mia casa. Ho perso anche il mio lavoro, ho fatto la modista. Dove andavo a lavorare, che era tutto già andato giù, non ho più trovato niente. Ho trovato un posto come avevo fatto tramiera. Anni duri, anni drammatici, ma l'amore è un fiore che sa nascere anche in una fessura del cemento. Ed è stato così con Piero, conosciuto proprio durante la sua prigionia in guerra. Insieme, da sposati, sono venuti a vivere in Italia, a Rossano Veneto, dove nonna Edith non ha perso tempo imparando la lingua e, prima ancora, E il dialetto. e lavorando in una cartiera del paese, sempre col sorriso, sempre con lo spirito di chi non si arrende mai. E quando le chiediamo il segreto per i suoi straordinari 100 anni festeggiati assieme a tutta la famiglia, ecco cosa ci risponde. Mi piace vivere in pace con tutti. Non mi piace fare battibecco. Un po' di vino bevo sempre, magari con qualcos'altro. Cosa ha di speciale nonna Edith? Che è una forza della natura e da quando la conosco non si è mai arrabbiata. Alla festa ha voluto essere presente anche l'amministrazione di Rossano Veneto. Una giornata specialissima oggi, di grande gioia sicuramente per i familiari, ma penso anche per tutta la comunità. Ma il regalo più bello per nonna Edith è stato l'abbraccio di tutti i suoi familiari e, come ogni nonna, l'amore per i nipoti è e resta la gioia più grande per chi ha l'argento nei capelli e l'oro nel cuore. Tanti auguri, nonna Edith!